6 sono le missioni individuate per cambiare il volto del nostro Paese e portarlo verso quel percorso virtuoso dove potremo mutuare sì anche un'immagine della filosofia moderna, quella dell'imperativo categorico che diventa prossimità, quindi anche quella call to action che c'è del a chilometro zero di questa energia pulita, ma soprattutto di politica energetica. Una politica energetica che ci parla della sostenibilità e soprattutto di uno dei pilastri di un sistema energetico mutualistico e resiliente. Innescare comunque rimane il fatto che innescare il cambiamento è rendersi conto che c'è il bisogno di cambiare prospettiva e di uscire dalla nostra comfort zone e cambiare approccio al consumo, all'approvvigionamento, alla produzione, insomma cambiare volto. E cambiare volto significa anche mettersi in gioco e riuscire a cogliere quelle sfide, quelle opportunità che ci mostrano i loro benefici e soprattutto saper rispondere in maniera proattiva ed essere protagonisti e potremmo dire anche sì, proprio ouvrier, come dicono i francesi, quindi operatori, coloro che si sporcano le mani nel cantiere della ripresa. Ed è qui che iniziamo e diamo la parola all'ingegner Luca Colasuonno dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie per lo Sviluppo Economico Sostenibile Enea con l'intervento sulle CER, lo sviluppo locale sostenibile, le comunità nel patto dei sindaci. Buongiorno. Innanzitutto grazie alla provincia per l'invito e grazie a voi per la presenza. Avevo preparato una piccola slide, mi presento, sono l'ingegner Colasuonno di Enea, dell'ufficio del Dipartimento Unità Efficienza Energetica, che è anche agenzia per l'efficienza energetica a livello nazionale. Ecco una piccola introduzione su Enea, la prossima slide, perché Enea ha un'esperienza pluridecennale su tutta la parte di ricerca spinta, la parità nucleare, adesso sulla parte di sostenibilità ambientale, e ci sono 9 centri di ricerca a livello nazionale e con questo viene portato avanti. Ma Enea ha strutturato anche una serie di centri territoriali con cui la missione si porta avanti la missione di supportare le pubbliche amministrazioni locali nell'implementazione di piani e programmi per lo sviluppo sostenibile, in particolare efficienza energetica e energie rinnovabili, ma in generale per tutto quello che riguarda la programmazione sullo sviluppo locale sostenibile. Sono 15 centri territoriali Enea, normalmente ospitati dalle regioni, attraverso il quale c'è questa sorta di trasferimento collaborativo tra il livello centrale di Enea e il livello locale. Prego la prossima slide, quella precedente. Il tema dell'intervento parte dal patto dei sindaci. Diciamo che vogliamo dare una visione un po' più dall'alto rispetto al tema delle comunità energetiche, quindi dare un po' un'analisi di contesto di quelle che per le amministrazioni pubbliche, in particolare per i comuni, può fornire il contesto all'interno del quale favorire e valorizzare a pieno le comunità energetiche, non solo come opportunità di nuova installazione, chiamiamola se vogliamo opportunità commerciale, ma anche come opportunità per uno sviluppo locale che sia effettivamente sostenibile e controllato. Il patto dei sindaci è un programma europeo che nasce nel 2008 per favorire, anzi per valorizzare il ruolo dei comuni all'interno di quelle che sono le politiche energetiche, quindi gli obiettivi di riduzione delle emissioni in generale, che dal livello europeo possano effettivamente scendere fino al livello locale. Il comune è visto come la punta, se vogliamo, la punta di diamante, perché è quello che si interfaccia con il cittadino, ne riscontra tutte le difficoltà, ma ne raccoglie anche i desideri, i bisogni e le potenzialità. E appunto da più di 15 anni
l'Unione Europea spinge particolarmente su questo livello territoriale perché si è dimostrato la tendenza è quella di portare avanti questa linea, che le politiche portate a livello di cittadini risultano sicuramente più efficaci, non solo in termini di risultati ma anche in termini di processo evolutivo, se vogliamo formativo e culturale, in questa sfida che comunque ci porta a sforzi enormi al 2050. Quindi l'adozione volontaria degli obiettivi internazionali da parte dei comuni è un passaggio importante, con tutte le difficoltà. In particolare il patto dei sindaci vede, adesso i dati non sono aggiornati, vede circa poco più di 11.000 firmatari attualmente, di cui quasi la metà sono in Italia, e questo è un dato di particolare rilievo. L'Italia è portata come esempio e come modello. Consideriamo che in Italia sono quasi 8.000 i comuni, quindi 5.000 su quasi 8.000 vuol dire che c'è una diffusione di questa sensibilità sul territorio molto elevata e molto diffusa sul territorio. Chiaramente, essendo un programma di lunga data e non avendo specificamente dei fondi di finanziamento dedicati, di questi siano dormienti. Comunque in termini di potenziale di interesse e di opportunità di sviluppo sicuramente c'è della materia su cui lavorare. Considerate che nella regione del Veneto sono più del 70% i comuni aderenti al patto dei sindaci, quindi c'è una diffusione territoriale molto sostenuta. Ma oltre al numero dei signatari volevo porre l'attenzione sul numero dei coordinatori, perché il successo del patto dei sindaci in Italia è dovuto al fatto che i comuni, soprattutto nella fase di avvio, non sono stati da soli ad affrontare questo tema, che chiaramente porta un onere aggiuntivo all'attività del comune, ma sono stati supportati dai coordinatore e supporter locali, che sono appunto strutture che forniscono supporto tecnico, amministrativo e anche formativo e informativo per facilitare questa adesione al patto dei sindaci e supportare avanti le attività legate al patto dei sindaci, in modo tale da sgravare un po' il comune delle incombenze e soprattutto per dare una sorta di omogeneità a livello territoriale. Quindi da qui l'importante segnalazione, faceva anche l'architetto Alberti, della ripresa un po' del ricentrare una serie di strumenti attuativi attraverso le province, che sono un livello intermedio molto rilevante di collegamento tra i cittadini, comuni e regione, poi a livello nazionale. Quindi l'importanza dell'attività di supporto e di coordinamento in questa attività, soprattutto per politiche di così ampio spettro. Prego, la prossima slide invece mostra come i PAES si inseriscono all'interno di un discorso più generale dei Sustainable Development Goals, che sono 17, il patto dei sindaci e il piano d'azione che ne consegue ne ricopre sicuramente 4, ma a seconda delle declinazioni che poi territorialmente vengono date. Questi piani d'azione normalmente almeno 6, 7 o anche 8 di questi obiettivi di sostenibilità vengono raggiunti facilmente, perché gli obiettivi sono gli stessi. Ecco, questo serve, questa slide intende fornire un'idea di come si inseriscono i PAESC all'interno di un discorso globale. Perché l'idea che la complessità del tema del cambiamento climatico non può essere affrontata attraverso iniziative singole, individuali. Sicuramente l'iniziativa singola è fondamentale e lo scopo del patto dei sindaci è proprio quello di coinvolgere il singolo comune all'interno di questi obiettivi di lungo termine, ma deve essere chiara la dimensione globale del tema.
e il fatto di richiamarsi a obiettivi che siano generali, siano condivisi a livello mondiale è un dato importante, anche poi riuscire a fare un'analisi a posteriori del raggiungimento degli obiettivi dal basso all'alto. Prego. Quindi i PAESC, il patto dei sindaci, quindi i piani d'azione per l'energia e il clima, come integratori di politiche e programmi. Ecco, uno strumento fornito al Comune, volontario, ribadisco, però per cercare di dare una visione unitaria e multidisciplinare di tutte quelle che sono una serie di temi. Noi abbiamo delle incombenze, abbiamo gli obiettivi della sostenibilità che sono appunto a livello mondiale, anche se non sono cogenti. Abbiamo gli obiettivi di decarbonizzazione che invece a livello nazionale sono cogenti, attraverso il Green Deal, attraverso l'adozione del PNIE, che appunto è gli obiettivi che ci pongono tassi di riduzione delle emissioni sempre crescenti fino con l'obiettivo ultimo della decarbonizzazione al 2050. Ecco, il patto dei sindaci può essere utile per integrare tutti questi obiettivi in una visione olistica del tema della sostenibilità e quindi adattare gli strumenti di pianificazione locale non a esigenze estemporanee, se vogliamo, ma comunque all'interno di un quadro di riferimento chiaro ed esaustivo. Ecco, per esempio, l'integrazione del patto dei sindaci all'interno del DUP, del documento unico di programmazione di cui si devono dotare tutti i comuni, che è l'elemento centrale, è, se vogliamo, vede la sua caratteristica principale nel superare quelli che sono gli obiettivi temporali del DUP, che sono quelli obiettivi meramente amministrativi, mentre il patto dei sindaci richiede obiettivi e strategie che vadano al 2030 e 2050. All'interno di questo, ecco, abbiamo il tema delle comunità energetiche come strumento attuativo di una serie di azioni e di strategie per lo sviluppo locale. Prego. Ecco, i PAESC hanno tre obiettivi principali: mitigazione, adattamento e povertà energetica. Mitigazione vuol dire la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso attività di efficientamento e aumento della produzione da fonti rinnovabili. Adattamento ai cambiamenti climatici è un tema più elaborato, più complesso, più di area rispetto a un intervento singolo, quindi necessita di una visione un po' più ampia. E adesso il terzo pilastro, che diventerà cogente entro i prossimi 2 anni, il tema del contrasto alla povertà energetica, che è un po' la somma delle prime due, adattato a casistiche particolari. Ecco, il dato importante dei PAESC è che è un processo partecipativo, deve necessariamente coinvolgere la cittadinanza, tutti gli attori locali, a partire dai cittadini, associazioni volontarie, associazioni di categoria e enti e istituti. Prevede alcuni passi importanti, caratterizzanti. All'inizio, di base, è la costruzione della baseline, quindi la conoscenza del proprio territorio, sia in termini di consumi ed emissioni, sia in termini di fabbisogni del proprio territorio. Questo è il primo dato importante, a seguito del quale viene redatto un piano d'azione per l'energia e il clima, quindi una serie di azioni per risolvere alcune situazioni critiche o per valorizzare le potenzialità che sono individuate sul territorio, e c'è la fase importante di monitoraggio, che deve essere fatto ogni 2 anni, che molto spesso vediamo che manca nello sviluppo di azioni anche molto interessanti, però manca la fase di monitoraggio e quindi di riscontro e di ritorno di quello che è l'efficacia dell'intervento che si è realizzato. Questo, prego la prossima slide, come si inserisce il tema delle comunità energetiche all'interno della programmazione e della pianificazione territoriale di un comune?
Sicuramente gli obiettivi principi delle comunità energetiche possono rispondere a due di questi dei pilastri che abbiamo visto prima, che sono attività di mitigazione, quindi attraverso il coinvolgimento, attraverso la realizzazione di interventi, per esempio sul patrimonio pubblico o sfruttando il patrimonio pubblico per la produzione da FER. E l'altro spunto è la comunità energetica vista come strumento per contrastare la povertà energetica, la povertà energetica attraverso la fornitura di energia, per esempio da fotovoltaico, o i benefici economici ottenuti dall'applicazione degli incentivi legati all'applicazione del CER nei casi di maggiore difficoltà. E quindi ci sono il TIAD. Poi i colleghi della seconda parte della mattinata mostreranno più nel dettaglio. Comunque il TIAD fornisce 7 configurazioni differenti tra comunità energetiche, autoconsumatori o gruppi di autoconsumatori, e questa parte tendenzialmente la lascerei a loro, perché volevo focalizzarmi su un altro tema, su qual è il potenziale ruolo che un comune può avere nello sviluppo di un concetto di comunità energetica. Ecco, se utilizzato come strumento singolo, come intervento a sé stante, come farebbe anche in maniera sicuramente positiva un privato, il comune potrebbe avere il compito, anzi ha il compito, potrebbe sviluppare all'interno di un discorso di comunità energetiche ruoli differenti, per cui oltre alla parte di materiale, se vogliamo, quindi il suo ruolo come fornitore di superfici. Tipicamente conosciamo le scuole, che normalmente hanno tetti piani, sono integrate nel territorio, quindi superfici molto interessanti per lo sviluppo appunto di impianti fotovoltaici a uso collettivo. È anche consumatore di energia, quindi fruitore dell'energia prodotta all'interno della comunità energetica, però potrebbe, a differenza appunto di un privato qualsiasi, può avere un ruolo importante di informazione presso i cittadini, perché adesso vediamo che quando questo qua è un processo abbastanza usuale, nel momento in cui partono gli incentivi, il mercato avrà un boom e quindi la parte commerciale del settore privato sarà fortissima, ci si aspetta che sarà fortissima nello spingere in questa adozione. Ecco, nell'adozione di comunità energetiche il ruolo dei comuni, quindi di un ente terzo a disponibilità del pubblico, torniamo ancora un attimo indietro, a disponibilità dei cittadini di un'informazione terza e non orientata al mero interesse economico è un elemento importante. Può essere mediatore nei processi partecipativi. Ecco, il PAESC è un processo partecipato, quindi ci sono forum di confronto per evitare il fenomeno NIMBY, quindi per favorire l'accettazione sociale di una serie di interventi che potrebbero essere mal visti o visti sconvenientemente da parte della popolazione. Se il comune diventa promotore e sviluppatore di iniziative all'interno di un quadro programmatico che ha degli obiettivi molto chiari, sicuramente facilita anche nuove installazioni e in questo modo facilita il rapporto tra pubblico e privato, perché va da sé che il grosso delle 15.000 comunità energetiche attese saranno sviluppate da privati, ma anche nello sviluppo dei privati il comune può avere un ruolo determinante, anche attraverso regolamenti e procedimenti autorizzativi. Ecco, l'idea di avere degli obiettivi propri che non provengono dal mercato, quindi non provengono necessariamente solo dalle pressioni di chi intende installare,
ma le nuove installazioni vengono integrate all'interno di un percorso appunto che ha delle tappe e degli obiettivi molto chiari, sicuramente facilita il processo di diffusione di questi impianti. Quindi il ruolo dei comuni può essere molteplice: sviluppatore di comunità energetiche, promotore esso stesso attraverso la mera promozione ai cittadini, o anche promotore di un'iniziativa che poi vede il coinvolgimento di altri attori, semplice aderente, se vogliamo anche passivo tra virgolette, delle comunità energetiche, ma in ottica prospettica può proporsi anche come evolutore. La prossima slide, ecco, pensare alla comunità energetica al di là e oltre il prossimo decreto, il decreto di prossima pubblicazione, quindi ragionare sul concetto di comunità energetica può essere un dato molto importante. Certo, probabilmente una fatica in più e senza il traino dell'incentivo, che sicuramente è il motore che fa muovere una serie di attività. Sicuramente muove il privato e col privato si muovono tutta una serie di competenze, di disponibilità economiche. Però l'idea che è centrale all'interno del patto dei sindaci, ma al di là del programma in sé, l'idea di un comune che abbia una visione olistica del territorio, quindi comprenda varie e differenti componenti e interpreti la comunità energetica nel suo insieme, non solo come mera applicazione del TIAD, se vogliamo, è un dato fondamentale in ottica di sviluppo. In ottica di sviluppo sia perché i comuni possono essere promotori dal basso di iniziative che possano comportare uno sviluppo locale sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico. Abbiamo visto sul tema PNRR, per esempio, comuni che hanno a disposizione un PAESC fatto e seguito con criterio hanno avuto molta meno difficoltà a trovare, a identificare opportunità di spesa perché erano già state pensate. Chiaramente hanno dovuto fare uno sforzo programmatorio prima, che però è stato pagato. Stiamo vedendo che le disponibilità finanziarie, che siano a livello regionale, nazionale o anche internazionale, attraverso piani di finanziamento di interventi da parte della BEI, stanno diventando sempre meno impegnativi. La parte più complessa adesso alla base è quella di definire un quadro programmatico di riferimento chiaro, su cui poi andare a definire quali sono le risorse finanziarie per poterlo realizzare. Quindi il collega Di Pietra diceva prima la parte evolutiva delle CER potrebbe essere legata alla comunità energetica termica, per esempio, l'integrazione tra la produzione elettrica e i fabbisogni, la capacità di rispondere ai fabbisogni termici del territorio, che in ottica residenziale ricopre quasi il 70% dei consumi complessivi, è importante. A mero titolo esemplificativo si può citare sulla parte del termico, pensare a filiere della biomassa in ottica di comunità energetica, quindi in particolare per la biomassa potrebbe superare il confine comunale. Quindi andrebbe vista come un'opportunità di sviluppo territoriale complessivo, è una prossima frontiera. Ove disponibile, per esempio, l'utilizzo del calore industriale di scarto può essere una risorsa da valorizzare a livello territoriale e all'interno di un processo che deve essere necessariamente partecipativo
e di condivisione tra pubblico e privato e anche cittadini, è un passaggio che richiede uno sforzo iniziale, ma sicuramente va a sviluppare quelle che sono le potenzialità locali. Sulla produzione, citava prima la sessione, la produzione da biogas, ecco, da residui chiaramente di produzione agricola o agroindustriale, inserita in un contesto di economia circolare, di valorizzazione del territorio, può essere appunto un nuovo spunto per fornire un servizio di comunità sempre nell'ottica di sviluppo locale. Mini e microeolico potrebbero essere, stiamo parlando non grossi centrali, impianti piccolini, ma ci sono esperienze a livello europeo, cioè da pochi kilowatt, anzi anche da meno da kilowatt, ci sono molte esperienze di utilizzazione, per esempio in termini di qualificazione urbana o arredo urbano. E l'altro punto che è fondamentale, adesso le comunità energetiche stanno puntando molto chiaramente sulla produzione da FER, e gli nuovi obiettivi europei spingono ancora più in alta produzione da FER, ma noi sappiamo bene, oramai è diffuso, che la riduzione, l'efficientamento, quindi la riduzione dei consumi a parità di servizi resi è la nostra principale risorsa, perché è un punto su cui anche a livello industriale, in termini internazionali, siamo anche particolarmente all'avanguardia, e quindi abbiamo da dire la nostra. Quindi il negawatt è sicuramente l'obiettivo principe, che abbinato alla parte di produzione sicuramente ne valorizza l'effetto. Chiudo con l'ultima slide, ecco, l'importanza del coordinamento a livello nazionale. Ecco, questa è una tabellina di riassunto dell'adesione al patto dei sindaci, no, la precedente, del patto dei sindaci in Italia. Vediamo come il 95% dei comuni italiani aderenti al patto dei sindaci sono al di sotto dei 30.000 abitanti, e ben sappiamo quali sono le difficoltà di comuni piccoli nel gestire l'ordinario. Però effettivamente così la struttura dei comuni in Italia è di questo tipo. Di questo 95%, 2/3 sono di comuni inferiori ai 10.000 abitanti. E questo è un dato importante, è la maggior parte dei comuni aderenti, ma percentualmente sul totale dei comuni sono le percentuali inferiori rispetto a quelli di grossa dimensione, e sono quelli che hanno anche chiaramente più difficoltà a portare avanti programmi e azioni al di fuori dell'ordinario. Con l'ultima slide volevo portare l'esempio di una governance locale, e riprendiamo il tema dei coordinatori e dei supporter, che è il nodo, il modello che il patto dei sindaci può portare per uno sviluppo territoriale. Vediamo che i coordinatori e supporter hanno portato alla firma di più di 200 comuni all'interno del patto dei sindaci, che sono circa la metà degli aderenti totali. E questo è un dato veramente importante, perché tra l'altro la provincia di Vicenza è una provincia molto importante, sta portando avanti un discorso all'interno del patto dei sindaci, una serie di attività molto importanti, perché è riuscita a raggiungere oltre il 90% dei comuni della propria provincia all'interno del patto dei sindaci. Questo è importante non solo per la finalità spiccia di una firma, di un'adesione, ma perché è uno strumento rilevante per lavorare all'interno di politiche su aree omogenee, per fare della programmazione coordinata delle iniziative in ambito territoriale, e anche per appunto lo scambio e il consolidamento delle esperienze, ottimizzando evidentemente sia le risorse territoriali sia le risorse pubbliche per fornire supporto a queste opportunità di sviluppo. Vi ringrazio.